La prossima primavera saremo chiamati alle urne per votare 2 referendum che vogliono fermare la privatizzazione dell'acqua. Il governo Berlusconi ha stabilito che tutte le aziende pubbliche debbano vendere gran parte del loro capitale ai privati, per forza. Dicono di farlo per il mercato, che nel caso dell'acqua è fatto di multinazionali, di speculatori e dei soliti imprenditori amici di amici. Lo fanno contro tutti noi, a nostre spese. Per fermarli sono state raccolte 1.400.000 firme che sono servite per promuovere i referendum. Vogliamo ribaltare le leggi che col centrodestra e il centrosinistra hanno fatto diventare un business i nostri rubinetti. Diventa un volontario dell'acqua. E poi sostienici economicamente. Ci sarà da stampare manifesti, produrre materiale informativo e affrontare una campagna elettorale lunga e complessa. Tutto quello che è stato fatto dal comitato promotore fino ad ora è stato pagato dai volontari e dalla società civile. Per riuscire a raggiungere ognuno dei cittadini italiani con almeno un volantino abbiamo bisogno di più fondi. Puoi sostenerci economicamente in 2 modi. Puoi donare o sottoscrivere. Con la donazione regali una cifra qualsiasi al comitato promotore dei referendum. Con la sottoscrizione invece sostieni il referendum perché scommetti con noi che ce la faremo. Sottoscrivi un minimo di 50 euro. Se convinceremo abbastanza cittadini ad andare a votare, te li restituiremo. Come faremo? Al raggiungimento del quorum, al comitato promotore spetterà un rimborso elettorale. Useremo questo denaro per rimborsare chi ha sottoscritto. Dovrebbe funzionare sempre così un rimborso elettorale, no? Tornare a chi ha finanziato davvero la politica spendendo per informare la cittadinanza. Il referendum nasce ed è sostenuto dai cittadini, senza padrini politici né scorciatoie. Se vuoi partecipare anche tu, vai sul sito www.referendumacqua.it, clicca Sostieni e scegli la modalità che ti piace di più. Ci vogliono portare via l'acqua. Non farglielo fare. Comincia a fermarli. Ora.